Continuano gli appuntamenti sulla Dante, i giovani e la Dante, oggi il tema che si sta svolgendo qui al Foderà di Agrigento? Sì, oggi è la giornata della Dante. Abbiamo pensato, come abbiamo fatto anche per altre attività, di coinvolgere i giovani attraverso le istituzioni scolastiche. Oggi proprio parteciperanno gli alunni del Politi perché hanno fatto proprio una proposta che veniva dal Nazionale di parlare di lei, lui e Dante, e hanno svolto questa loro attività in maniera eccellente, tant'è che da Roma proprio sono arrivati i complimenti per questa scuola. Noi abbiamo fatto sì che il 25 marzo, che era il Dante D, fosse, parlando della Costituzione, fosse coinvolto il liceo Empedocle, poi abbiamo coinvolto il liceo scientifico Leonardo quando abbiamo proprio parlato del dialogo come garanzia di pace, quindi noi crediamo tanto nei giovani, in quello che loro possono lanciare come messaggio. Ma è importantissimo perché Dante non è vecchio di 700 anni, Dante è sempre attuale, Dante con i suoi principi, con i suoi ideali, con i suoi scritti, secondo me è sempre presente tra di noi, è anche una fonte di insegnamento, si rivolge anche ai ragazzi per un futuro migliore. Agli studenti di oggi, che sono molto veloci, che hanno sempre gli strumenti tecnologici a disposizione, io consiglierei un bagno di poesia, ma soprattutto una lettura di passi scelti dalla Divina Commedia per arricchire il loro vocabolario, perché vedo che i ragazzi hanno un vocabolario molto pratico, ma non molto ricco dal punto di vista della scelta, dell'aggettivazione, della stessa articolazione del pensiero. Abituarsi a cercare in Dante Alighieri tutto quello che c'è, perché nella Divina Commedia c'è tutto, si può parlare di tutto. Infatti la società della Dante Alighieri mi chiama spesso perché, avendo scelto di scrivere un libro per i ragazzi sulla Divina Commedia, ma sui versi, non su quello che penso io, una scelta dei versi più importanti che arricchiscono il linguaggio di una persona quando parla, perché Dante Alighieri ha creato intanto la lingua italiana, perché il numero dei vocaboli che lui adopera è incredibile rispetto alla data della sua esistenza, quindi ha arricchito moltissimo l'italiano, utilizzando ovviamente la base latina, tutte lingue neolatine che lui conosceva. E quindi un arricchimento per i giovani del loro linguaggio è importante, qualunque strada scelgano, qualunque professione facciano, saper citare un verso dantesco, così per rendere in breve un concetto magari difficile da spiegare, credo che possa essere utile, e quindi contribuisco a queste iniziative, perché non si smette mai di fare gli insegnanti quando si è scelta questa professione. È un'attività intensa quella della Dante Alighieri di Agrigento, e d'altronde parlare ai giovani di Dante significa parlare della lingua italiana, della riscoperta seria della lingua italiana, e oggi è quanto mai necessaria. Lei anche gestisce la biblioteca di Raffadali, ci sono state tante iniziative degne di grande livello culturale, ce ne sarà una a breve, quale? Ospiteremo Arianna Mortelliti il 5 di giugno, che è la nipote di Andrea Camilleri, ha fatto un libro simpaticissimo. Poi ospiteremo anche Michele Guardì col suo secondo libro, e ospiteremo anche Carmelo Sardo col suo libro In poche parole,
cerchiamo di fare della biblioteca un mezzo di comunicazione e di scoperta da parte dei cittadini. Anche l'altro ieri ne avete fatta una con... L'abbiamo fatta con una professoressa delicata, Angela Mancuso, che è una scrittrice bravissima, e ho visto che la gente l'ha seguito con molta attenzione.